Oggi il caffè letterario, creato dal questore Finocchiaro ma portato avanti dal dottore Peritore, apre l'edizione primaverile. Sì, questa è un'occasione propizia, la giornata di oggi su questo splendido sole che è particolarmente propizio e ci porta bene. È la seconda edizione, a me preme in questa occasione rilevare la professionalità, la competenza, la squisita preparazione culturale del mio vicario, di Giuseppe Felice Peritore, che ha avuto questa intuizione l'anno scorso, approvata in pieno dal questore Finocchiaro che adesso è a Messina, da me sicuramente condivisa. Io sono diciamo così, me ne beneficio di questa cosa dal punto di vista culturale, nella conoscenza anche di parecchi artisti e autori siciliani per me assolutamente sconosciuti prima di venire in questa terra, quindi questa è un'occasione per iniziare adesso in primavera. Continueremo anche nell'estate prossima gli altri incontri sempre al caffè letterario con altri autori, con oltretutto anche l'iniziativa di un premio per i giovani studenti a cui è stato allargato agli istituti tecnici di Agrigento, che verranno premiati poi a fine aprile, il miglior componimento, e ci auguriamo anche che abbia un risalto a livello nazionale. Caffè letterario edizione di primavera oggi si inaugura con un libro su Paolo Borsellino. Sì, diciamo che dopo la positiva esperienza registrata l'anno scorso, quest'anno abbiamo deciso di rinnovare questi incontri dedicati alle scuole. Sono 4 incontri dove parteciperanno 4 diverse scuole superiori di Agrigento. Gli scopi sono quelli preannunciati, quelli di sempre, cioè la prossimità, la vicinanza al mondo scolastico e anche la prevenzione attraverso l'affermazione del principio della legalità. Iniziamo oggi con 4 incontri, parteciperanno 2 magistrati e 2 valenti giornalisti, dove presenteranno delle loro opere che vertono sull'affermazione del principio della legalità. Oggi Alessandra Turrisi presenterà la figura di Paolo Borsellino, del giudice Paolo Borsellino, che noi indichiamo ai ragazzi come modello d'esempio e come, diciamo, sicuramente per la loro maturazione come classe dirigente del domani. Alessandra Turrisi, giornalista, oggi presenta qui ad Agrigento un libro su Paolo Borsellino, un inedito Paolo Borsellino, con testimonianze anche di persone che lo hanno conosciuto come il suo barbiere. Sì, ci sono testimonianze di persone che in 25 anni, adesso quasi 26 dalla strage di Via D'Amelio, non hanno mai parlato, hanno conservato nel loro intimo i ricordi, anche il dolore di quei giorni, di quei momenti. E ne viene fuori un uomo a tutto tondo, uomo di giustizia soprattutto, ma certamente anche padre, anche fratello, amico, compagno di giochi e di scherzi, uomo di fede. Un uomo che parla ancora oggi a tutti coloro che vogliono fare il loro dovere fino all'ultimo, perché c'è bisogno che qualcuno lo faccia, malgrado i rischi a cui si va incontro.